Lei paragona Bersani a Ponzio Pilato, perché? Ma Bersani ha la nota che in questo momento io ho tra le mani sul suo scrittorio a Roma, ed è una nota, la mia, molto pesantissima. Bersani fa come Ponzio Pilato. A Palermo si sta lavando le mani rispetto agli attacchi che Orlando lancia per delegittimare i 30.000 palermitani che liberamente, accogliendo anche l'appello di Lumia e mio, hanno votato per Ferrandelli. Ferrandelli, cioè il nostro candidato, è oggi il candidato scelto dagli elettori per andare a governare Palermo, dagli elettori del centro-sinistra. Bersani fa finta di non capirlo. Ad Agrigento la situazione è di gran lunga peggiore, perché Bersani si lava le mani della situazione che Capo di Casa ha creato. Siamo all'assoluto ridicolo. La settimana scorsa Alfano da un lato, Capo di Casa e Di Mauro dall'altro inseguivano una personalità che io disistimo, e anzi nei prossimi giorni chiariremo alcune cose, che è quella di Nicola Grillo. Oggi sono a corteggiare Capo di Casa e Di Mauro da un lato e Alfano dall'altro a Totò Pennica. Io francamente, come dire, non sono orgoglioso nel vedere un candidato sindaco corteggiato anche dal Partito Democratico che sente il bisogno di chiarire al prefetto, come ha fatto ieri Pennica, di non preoccuparsi se le sue assemblee vede dei pregiudicati perché lui difende pregiudicati. Voglio cogliere l'occasione per fare una battuta. Alle mie assemblee verranno le vittime della mafia, le vittime dei corrotti, perché io difendo sostanzialmente soltanto questo tipo di persone. Ora, è normale per la democrazia agrigentina che tutti rincorrono lo stesso candidato? Io lo ritengo altamente anomalo. Prevedo anche che appena Pennica si lascerà sedurre da Di Mauro e Capo di Casa, Alfano andrà ad abbracciare Marco Zambuto. Già dai vostri teleschermi si odono, diciamo, queste soluzioni di ripiego. La ragione qual è? E concludo, è estremamente semplice. I sondaggi da mesi dicono che il primo ad arrivare al ballottaggio è Arnone. Vi è una corsa per il secondo posto e questa corsa la vince appunto chi aggrega più debolezze. Ecco questo strano mercato da calciomercato a cui assistiamo in questi giorni, prima con Grillo e adesso con Pennica. Ma i contenuti dove sono?